Croci segnate sui muri, sul pavimento, sulla lavagna, scritte omini stilizzati, crocifissi buttati a terra in bagno e in aula. Monta la preoccupazione a Fontaniva dopo gli inquietanti ritrovamenti durante un sopralluogo da parte degli operai del comune all'interno dell'ex scuola elementare di Fontanivetta. Aleggia lo spettro delle messe nere. Restiamo sgomenti, non solo come amministrazione, ma penso come tutta comunità, non tanto per il danno al patrimonio, che è evidente, ma quanto appunto per il decadimento morale che questo può rappresentare. Certo, è presto per parlare di eventuali rituali, di messe nere, di qualsiasi altra cosa, potrebbe essere anche solo una goliardata di qualche ragazzo, però diciamo i segni sono evidenti ed eloquenti. Ecco. Non si sa ancora, è presto per dirlo, se può essere frutto di una goliardata, come potrebbe essere altrettanto frutto di qualcosa di più grave, ma è un messaggio che comunque desta preoccupazione. I responsabili si sarebbero introdotti nell'edificio in più riprese. Dopo aver forzato una finestra si sarebbero assicurati l'accesso lasciando una porta socchiusa e una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro per poi concentrarsi sulle scritte, disegni e segni allarmanti. È il messaggio che inquieta e chiaramente i riferimenti non possono essere nascosti, ecco appunto le croci, e sono episodi che si sono verificati anche in altri luoghi, in altre località, anche magari sappiamo in qualche paese limitrofo. Abbiamo da poco riqualificato un'area boschiva dove sono stati ritrovati altrettanti segni evidenti, ecco, di questi possibili rituali, e crediamo che avendo sottratto l'area boschiva a queste presenze possano essersi spostati in questi luoghi che adesso verranno però messi in sicurezza. Al piano superiore è stato ritrovato un barattolo di tintura di iodio, forse il materiale usato dai vandali per le scritte e i disegni. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori.